Eccoci per il nostro focus. Oggi ci occupiamo di scuola che abbiamo intitolato questo nostro appuntamento quotidiano Pianeta Scuola, perché della scuola si sa tanto e si conosce anche tanto, però ci sono tante situazioni, tante anche realtà che pongono delle criticità, ma anche dei lati che possiamo definire anche positivi. Oggi pomeriggio ne parleremo con l'assessore Andrea Guzzardi. Grazie per essere con noi, assessore alla pubblica istruzione e anche l'edilizia scolastica del Comune di Catania. Vedo collegato già il Ferdinando Pagliarisi della CISL Scuola e anche buon pomeriggio anche a lei, anche Adriano Rizza. Lo vedo collegato, eccoci, Adriano Rizza che invece è il segretario generale CGIL, sempre scuola di questo comparto. Insomma, assessore, noi dicevamo, parlando così prima di questo nostro incontro, che lei giornalmente visita le scuole, insomma, scuole di Catania per la sua competenza. Che cosa vede, che cosa incontra, a parte l'aspetto burocratico che può essere quello dell'incontro con i dirigenti scolastici, ma anche insomma le strutture, come funzionano queste scuole, come le trova? Intanto grazie di averci qui invitato. Già da un anno e mezzo, da quando sono assessore, con la Giunta Trentino insieme al Sindaco abbiamo incominciato a girare le scuole, e le scuole con tanto affetto e tanto amore ci accolgono perché ci vedono come una istituzione importante che solo insieme a loro possiamo portare un po' di cambiamento a questa città. Sicuramente le scuole sono state per diversi anni, diciamo, messe un po' da parte da quelle che sono state le varie istituzioni, hanno necessità di una piena collaborazione con l'amministrazione comunale. È iniziata questa collaborazione e sta proseguendo in modo fattivo, ma sarebbe da sciocchi dire che le scuole è tutto perfetto e non c'è niente da risolvere. Sono tante le cose da risolvere, ma ci vuole anche del tempo che stiamo recuperando. Ecco, state recuperando tempo, però partiamo subito scendiamo nel concreto. L'aumento delle tariffe per le mense scolastiche ovviamente fa un po' discutere, anche perché si è visto che l'aumento riguarda alcune fasce, per esempio di reddituali, colpite maggiormente rispetto ad altre. Qual è stata la scelta che avete fatto e soprattutto quale pensate anche che possa essere la ricaduta, no, sulle famiglie? Perché sappiamo che ovviamente le mense scolastiche soprattutto ne usufruiscono anche chi ha molti bambini, che ha anche i genitori insomma a basso reddito, quindi veramente un aiuto in più su un fenomeno veramente importante e purtroppo preoccupante, che è quello della dispersione scolastica. Sì, intanto partiamo da una base che abbiamo come amministrazione portato, ringrazio anche il Consiglio Comunale perché è stato approvato dopo circa 11 anni il nuovo regolamento della refezione scolastica, che è una cosa che era importante dover portare perché in circa 10 anni, 11 anni le novità sono tante rispetto al passato, e quindi è stato rivisto completamente. Ribadisco, ringraziando anche il Consiglio Comunale che l'ha approvato e ha collaborato in modo fattivo sulla trasformazione. Uno di questo la creazione anche di una commissione interna di ispezione alle mense. Naturalmente le mense, quando mi sono insediato, vi era un problema importante che mi comunicavano dirigenti ma anche i referenti della refezione scolastica, che era quello del cibo non buono. Per ottimizzare questo bisognava cambiare passo. Fortunatamente vi era una scadenza di gara, abbiamo fatto una nuova gara con un capitolato però molto più stringente e molto più importante, aumentando anche quelle che erano le somme previste. Cosa fondamentale, anche se un servizio per noi indispensabile, perché è uno degli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica, perché tutti parlano sempre del tempo pieno come uno strumento di lotta alla dispersione. Il tempo pieno equivale a portare la mensa a scuola, avere la mensa e quindi il pasto per i ragazzi, ma il pasto deve essere di qualità. Era un pasto che andava a un prezzo di 2,30 euro, 2,40 euro a pasto completo, e non vi erano più, una gara fatta 4 anni fa, i costi negli ultimi 4 anni sono aumentati, doveva essere rivisto anche il costo e la base del capitolato.
abbiamo rinnovato questo... Quindi l'aumento perché si è fatto? Perché ci sono pochi fondi? L'aumento si è fatto perché la gestione della mensa è una gestione a 360 gradi del bilancio comunale, quindi sono somme che vengono fuori dalle casse solo e esclusivamente del comune, quindi a totale costo del comune di Catania, e bisogna stare attenti perché la refezione non rientra tra i servizi essenziali. Ricordiamoci, questo non deve essere mai dimenticato, che il comune di Catania è un comune in dissesto, quindi possono essere fatte solo aumenti e non giustificati con dei rientri importanti se è un servizio essenziale. La mensa purtroppo per lo Stato italiano non rientra tra i servizi essenziali di una città. E quindi questo cosa vuol dire? Che praticamente c'è la possibilità, quindi cioè il Consiglio Comunale può decidere, la Giunta ovviamente, di rivedere le tariffe per questo servizio? Questo cosa vuol dire? Che per garantire e migliorare la qualità del servizio abbiamo inserito anche una grandissima novità, che nel tempo ci darà la possibilità di ricevere anche fondi ministeriali, perché abbiamo inserito il chilometro zero e il biologico nella mensa già da quest'anno. Tra l'altro già previsto, voglio dire, non era mai stato inserito, ma era già previsto, perché in altre realtà, in altre province... In altri comuni era già previsto e già prendono i fondi da diversi anni. Il comune di Catania non l'aveva mai richiesto e non erano stati mai previsti. Questo permetterebbe anche di abbassare le tariffe, domani, no? Una volta che ottimizziamo il biologico e il chilometro zero, potremmo pensare di abbassare la tariffa, ma oggi questo non è possibile. C'è una scelta ben precisa, per esempio per i non residenti hanno avuto un aumento del 20%, invece per le fasce più deboli o comunque più basse c'è stato un maggiore... Questa differenza... Allora, gli aumenti sono stati proporzionati sulla base dell'ISEE, va dai 0,3.000, dai 3.000 ai 10.000, a scaglioni, fino ad arrivare agli oltre 30.000 ai fuorisede. Sì. Purtroppo i fuorisede non pagano, come succede già in altri comuni, come chi ha un ISEE superiore ai 30.000, non paga una cifra inventata che vada oltre quello che è il costo per il comune di Catania del pasto base da gara d'appalto. Quindi la famiglia che ha un ISEE oltre i 30.000 e il fuorisede, quindi fuori dal comune, pagherà 4,28 euro, che è quanto il comune di Catania paga alla ditta, cioè il costo del pasto da gara. Quindi non c'è... Altri comuni fanno pagare anche 7-8 euro per cercare di riequilibrare poi sulle altre fasce. Però c'è una cosa importante da dire, che forse sta passando il messaggio: la fascia a basso reddito da 50 centesimi è passato a 90 centesimi per un pasto completo, che è un primo, un contorno, un secondo, un frutto e l'acqua, ma nel regolamento, così anche da capitolo del parto, è previsto che per le famiglie indigenti che hanno necessità su segnalazione della scuola o direttamente della famiglia alla pubblica istruzione, il pasto è gratuito. Si stimava sui 200 pasti per 5 giorni, sarebbero quindi 12 alunni che potrebbero usufruire di questa esenzione totale. Insomma, mi sembra poco rispetto alla popolazione studentesca. Ok, noi siamo aperti per eventuali esigenze famiglia per famiglia a valutare insieme al dirigente scolastico, a cui ha la responsabilità di ogni famiglia durante le ore scolastiche, di poter decidere se vi è la necessità, fuori anche dagli schemi ISEE, ma da una reale esigenza familiare che si deve valutare oggettivamente, non soggettivamente, Perché, voglio dire, i numeri sarebbero troppo ristretti, voglio dire, per chi non è mai stato un problema né per la ditta né per il Comune di Catania affrontare questi tipi di problemi, come i pasti in più che spesso non devono, che negli anni passati mi sono accorto che venivano buttati, uno spreco alimentare, e noi come direzione dobbiamo verificare che veramente vadano a chi ne ha bisogno quando il pasto viene lasciato in più da parte della scuola. Sentendo qualche dirigente scolastico proprio a proposito di questa anche variazione delle tariffe, mi diceva quella perplessità di alcuni genitori che insomma si informano e sono anche preoccupati per questo. A proposito anche dell'efficienza del servizio, perché molti lamentavano per esempio che i pasti arrivano troppo tardi, per cui i ragazzi, i bambini già... Soprattutto ricordiamolo che appunto sono l'asilo, diciamo le scuole, quelle che chiamavamo scuole elementari, no? E quindi sono loro più che altro che usufruiscono, perché usufruiscono del tempo pieno. Ecco, in questo si è anche cercato di migliorare il servizio? Sì, senz'altro, perché un altro problema importante che avevamo con la vecchia ditta nel vecchio capitolato, che noi eravamo vincolati a un capitolato fatto da una vecchia amministrazione, era quello di importanti ritardi nella consegna del cibo. Questo problema è stato riscontrato solo il primo giorno, ma per motivi organizzativi circa una settimana e mezzo fa. Oggi, come ogni giorno, verifichiamo il cibo che deve essere consegnato al regolamento dalle ore 12 alle ore 13:30, entro le ore 13:30 viene consegnato in perfetto orario
a tutte le scuole che lo richiedono e che l'hanno richiesto, e fortunatamente abbiamo feedback positivi da parte dei dirigenti scolastici e delle famiglie che il cibo finalmente è buono e che arriva anche in orario. Ho capito. E quanti pasti voi state facendo? Perché poi ovviamente è richiesta, la richiesta sì, perché è un servizio individuale, certo. Questo non mi hanno dimenticato. Oggi ne abbiamo circa 700, ma lunedì partiranno altre 2 scuole e arriveremo intorno ai 1200 al giorno. Ho capito, quindi insomma speriamo che questo possa essere anche un segnale per chi poi ha quotidianamente a che fare anche con il pensiero e anche l'interesse a che il proprio figlio mangi insomma in modo adeguato. Adriano Rizza, chiederei a lei che ha una visione più regionale, no? Il tempo pieno. Si parla tanto che in Sicilia siamo veramente molto deficitari da questo punto di vista. Ha sentito? Sento un po' male, essere sincero. Comunque credo di aver capito la domanda. Stiamo parlando del tempo pieno che manca in Sicilia, o quantomeno le percentuali sono ridottissime. Allora, intanto vi ringrazio anch'io per avermi invitato, saluto i telespettatori, ma soprattutto vi ringrazio per aver dedicato questo momento ai problemi e alle criticità che attanagliano il sistema di istruzione della nostra regione. Il tempo pieno è sicuramente una delle criticità perché ci vede ai primi posti a livello nazionale per quanto riguarda alcuni fenomeni come la dispersione scolastica e la povertà educativa. Ci vede agli ultimi posti invece per quanto riguarda il tempo pieno. Questi sono dati ovviamente certificati da enti di ricerca. La questione della mensa, come diceva bene l'assessore, è una delle motivazioni che induce le scuole a poter attivare o meno il tempo pieno, così come la questione anche legata ai trasporti. Quindi sono tutte criticità che tra l'altro vanno a ricadere sugli enti locali che hanno la responsabilità di garantire questi servizi, ma noi abbiamo anche altri problemi. Se mi posso allargare un attimino rispetto a... Ora ne parleremo, andiamo per ordine. Sì. Volevo anche interpellare Ferdinando Pagliarisi, che so che anche ha poco tempo, quindi magari lo liberiamo. Faceva accenno l'assessore prima le criticità anche strutturali di questi istituti scolastici. Non lo dimentichiamo che a volte sono anche privi proprio delle misure di sicurezza, diciamo, base, quelle proprio essenziali. Sì, intanto vi ringrazio per l'invito e saluto l'assessore. Vero, le difficoltà strutturali ci sono, le scuole insomma non sono nel livello di sicurezza, siamo messi veramente male a Catania. Per quanto ci riguarda, noi con le nostre RSU e RLS, sono delle sigle che vuol dire rappresentante sindacali unitari e responsabili lavoratori per la sicurezza. Abbiamo fatto un censimento degli edifici scolastici nella provincia di Catania, comunque nel comune di Catania, e ci segnalano tutti evidenti difficoltà strutturali, cioè non abbiamo un piano. Considerando che Catania è anche, come sappiamo purtroppo, una zona sismica, ci auguriamo che non succeda mai niente. Vi ricordate anni fa che fortunatamente di notte crollano i tetti delle scuole. Perché? Perché manca sicuramente una manutenzione ordinaria, ma soprattutto straordinaria. L'ultima scuola a Catania è stata costruita negli anni 70, cioè non si costruisce una scuola. E da questo cosa ne consegue? Il fatto che si parla di classi pollaio. In realtà non sono classi pollaio, non sono tanti gli alunni per classe. Il problema è che le classi hanno una planimetria che è veramente piccola, quindi 15 persone in un'aula molto piccola determina un affollamento. Non sono sempre perché noi parliamo di scuole, ma poi ogni scuola ha parecchi plessi. Spesso i plessi non sono scuole che sono state costruite come scuole, ma sono appartamenti, e quindi immaginate quella che è la situazione scolastica. Dal punto di vista dell'edilizia e della manutenzione siamo veramente indietro, e da tempo abbiamo fatto noi questa indagine e questo resoconto. Ecco, allora io proprio giro questo, abbiamo l'assessore, abbiamo la possibilità di capire
che cosa si è fatto, che cosa si farà, che cosa si sta facendo, insomma, per intervenire? Effettivamente noi da 1 anno e mezzo lavoriamo con poca programmazione perché lavoriamo solo sull'emergenza e questo è un problema. Partiamo dalla base, ripeto, siamo un comune sempre in dissesto e quindi dobbiamo sempre ogni anno ridurre sempre più quelle che sono le somme da poter dedicare, invece di aumentarle le dobbiamo diminuire. Questa è una cosa in controtendenza rispetto a quelle che sono le esigenze della popolazione e di tutte le istituzioni. Però ci sono questi fondi del PNRR, no? Stiamo noi agendo tantissimo, ma come sapranno bene le rappresentanze sindacali, il PNRR, tutto quello che la progettazione pone, il PNRR all'interno delle scuole non riguarda l'edilizia scolastica, ma riguarda progettazione solo ed esclusivamente sulla parte tecnologica o sulla parte STEM o comunque tutto quello che riguarda l'attività e i laboratori di ogni ragazzo. Perché giustamente sono delle linee che vengono date dall'Europa pensando che l'Italia e l'Europa sia tutto uguale, non pensando che le criticità che abbiamo in una città come Catania non sono le stesse di quelle di Berlino o di Roma. E allora cosa si può fare? Quindi noi Assessore? tutti gli interventi che stiamo facendo ed è anche un'attenzione messa dal sindaco insieme a tutta la giunta è quella di cercare qualsiasi risorsa utile e noi lo stiamo facendo interventi da 200-300 mila nelle scuole, ma partendo da delle criticità. Non possiamo in questo momento, perché il PNRR non ci aiuta a poter fare investimenti seri e veramente importanti su quello che sono tutte le scuole. È un altro argomento che si accennava prima, le scuole ci sono sempre quelle dagli anni 70 agli anni 80, la popolazione studentesca è diminuita, bisognerebbe razionalizzare i plessi concentrandoci in modo più importante sui plessi da dover manutentare. Cioè è inutile tenere oggi alcune scuole con 80, 90, 100 ragazzi dove prima ne erano all'interno dello stesso plesso 400-500 e cercare di dedicare e sistemare bene quel plesso in cui... Quindi un po' razionalizzare noi abbiamo iniziato a fare questa attività di rivedere proprio il sistema scuola dal punto di vista delle strutture e di comune accordo comunque con i dirigenti scolastici che anche loro... in tutta questa attività del dimensionamento scolastico, che rientra anche quello nelle criticità che comporta poi la dispersione scolastica, perché la dispersione scolastica è un argomento, ma in questo argomento vi rientrano 100.000 argomenti. Certo. Facendo parte del tavolo prefettizio dico sempre una cosa, al tavolo prefettizio, sul tavolo sull'osservatorio, dico sempre una cosa, che bisognerebbe investire tutte le risorse, tutti gli uomini che fanno parte di questi tavoli a livello locale, regionale ma anche ministeriale, perché la base è avere una scuola bella, una scuola pulita, una scuola elegante, una scuola piena di servizi. Quindi se dobbiamo dedicarci tutti quanti insieme, la prima lotta alla dispersione è partire appunto dal dare una mano agli enti locali e al comune che in queste cose sono un po' da soli sulla riorganizzazione e sistemazione dei plessi scolastici. Riorganizzazione dei plessi scolastici, dicevamo, ma che a volte appunto ci sono aule dentro palazzi, insomma veramente ci vorrebbe un intervento importante e serio anche di ricognizione, di verifica, che spero che voi stiate facendo. No, perché, come dicevo prima, prima di iniziare già ho girato tutti e 128 i plessi scolastici che riguardano la città di Catania solo per il servizio primaria e secondaria di primo grado e le infanzie, perché è la nostra competenza, certo. Perché poi lì nel secondo grado c'è anche la città metropolitana e quindi la competenza non è comunale. Le cose un po' si complicano. Noi ci dobbiamo fermare, un brevissimo stacco e poi ritorniamo. Eccoci, ci stiamo occupando di scuola. Ferdinando Pagliarisi, chiedo a lei magari un intervento così appunto la libero. A criticità strutturali dicevamo, ma anche la questione delle mense scolastiche, secondo lei potrà veramente avere un cambio di passo considerando anche l'aumento delle tariffe? Vorrei controbattere un attimo, capisco ma non condivido quando dice l'assessore. Sin quando la scuola viene vista come una spesa e non come una risorsa, noi avremo sempre gli stessi problemi. È vero che la popolazione scolastica sta diminuendo, ma quale sarebbe la classe ideale? Una classe fatta da 15 bambini, perché gli insegnanti, tutta quella che è l'agenzia educativa, potrebbe seguirli meglio. Ora, cercare di dire cerchiamo di fare e diminuire il dimensionamento non è una cosa giusta. Noi siamo sempre dell'idea che invece, come è stato fatto negli anni, a organico invariato, perché fare altre cose, questo
faccio notare che se diminuiscono in ogni caso le scuole, diminuisce anche la popolazione scolastica, diminuirà l'organico dei docenti, cosa non giusta. Noi stiamo lavorando su un materiale umano, non siamo un'azienda che lavora su dei pezzi. Noi dobbiamo formare quello che è il cittadino di domani e la classe dirigente di domani. Lo dobbiamo fare al meglio. Quindi qualunque cosa sia vista sempre come spesa è una cosa che non va bene alla scuola, fa male alla scuola. Va benissimo, e su questo mi riallaccio al fatto delle mense. Va benissimo che sia stato fatto questo sforzo dell'amministrazione comunale, ma come ha detto già l'assessore, ci sono parecchi fondi ministeriali che, se fatti in maniera strutturale e con dei progetti seri, arriverebbero altri soldini proprio per finanziare le mense, e quindi potremmo anche abbassare il costo delle mense per i ragazzini. E l'obiettivo è comunque quello che chiedono le famiglie, soprattutto quelle a basso reddito. Assessore, vuole replicare velocemente e poi io devo dare la parola? Sì, no, non parlavo, forse c'è stato un primo non parlavo di dimensionamento scolastico, parlavo di rivedere, perché girando effettivamente tutte le scuole mi trovo alcune scuole con 40 aule dove vengono utilizzate solo 10, e a 50 metri trovo un'altra scuola dove ne vengono utilizzate 15 e ci sono altre 30 vuote. Potrebbero non fare dimensionamento, ma solo ottimizzare quello che è, spendere i soldi in modo serio e importante come comune in una delle due e mettere insieme, ma senza togliere spazio e posti di lavoro né ai docenti né al personale scolastico. Assolutamente, ci mancherebbe, insomma. Cioè, non parlavo di questo. Senta, Adriano Rizza, voi anche come CGIL avete mandato anche dei comunicati, avete fatto sapere che questi 5 milioni stanziati dalla regione siciliana per le aule immersive. Intanto di che cosa stiamo parlando? Ci può spiegare perché voi non ritenete, insomma, che siano come dire, efficaci poi nel rilancio, comunque nel potenziamento scolastico? Ma ha detto bene prima l'assessore, ultimamente le risorse che arrivano nelle scuole italiane, in questo caso in quelle siciliane o in quelle di Catania, sono risorse dedicate soprattutto all'aspetto tecnologico, ma non arriva nulla invece per quanto riguarda altri aspetti che le scuole necessitano, come l'edilizia scolastica oppure come la fornitura di, che ne so, climatizzatori che possono servire per scaldare o per raffreddare le nostre... Senta, ma le aule immersive che cosa sono poi di fatto? Allora si chiama didattica immersiva, questo progetto che è stato deliberato dal governo regionale di recente, che consta nel suddividere alle scuole del primo ciclo della Sicilia 5 milioni di euro, massimo 55.000 euro per ogni scuola, ripeto, del primo ciclo, per realizzare quella che viene definita didattica immersiva, un'esperienza didattica innovativa basata su delle, diciamo, innovazioni di carattere tecnologico, diciamo in prospettiva di una scuola che è basata su principi tecnologici e innovativi. Noi l'abbiamo criticata questa cosa, perché questi 5 milioni di euro andavano bene alle nostre scuole, ma sicuramente erano risorse da destinare ad altre cose, come quelle che ho detto, sì, rispetto proprio anche alla questione anche dell'edilizia scolastica e tutto il resto. Quindi noi l'abbiamo in qualche modo criticata con un nostro comunicato stampa. Tra l'altro domani dovrei avere un incontro con l'assessore per trattare questi temi, altri temi, ma tratteremo anche questo. Ovviamente lì c'è ormai un'approvazione del Parlamento regionale, credo che poco si possa fare, però insomma è evidente che, diceva anche il collega Pagliarisi della CISL, che la scuola deve essere vista come una risorsa per il nostro paese, quindi bisogna investire, bisogna diciamo mettere a disposizione delle nostre scuole, ma un po' di tutto il sistema scuola, quindi anche, faccio un piccolo passaggio velocissimo, anche sul rinnovo del contratto del settore scuola, perché abbiamo gli stipendi che sono più vergognosi, non soltanto a livello europeo, ma anche all'interno della pubblica amministrazione. Per questo sciopererete il 20 anche, credo, no? Fino a quando la scuola viene vista come un impegno di spesa e non come un settore dove investire, le criticità che abbiamo, e in Sicilia purtroppo ne abbiamo tantissime, sono destinate ad aumentare.
aumentare. Passaggio veloce, 4.000, in Sicilia abbiamo 728 scuole, oltre 4.000 edifici, quindi perché ogni scuola sapete benissimo che è articolata su più edifici, ebbene 1.500 di questi edifici sono stati realizzati prima del 1900, cioè, stiamo parlando di scuole che stanno cadendo a pezzi, quindi noi avremo bisogno sicuramente di risorse per creare anche nuove scuole. Certo, chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Assessore, veramente siamo in chiusura, però le devo chiedere una cosa sola prima di chiudere: questi asili di caseggiato, sì, che dovrebbero integrare gli asili comunali. Perché nascono? Visto che gli asili comunali, insomma, hanno anche loro una, diciamo, realtà che andrebbero anche potenziate. Diciamo che finalmente le direzioni incominciano al Comune di Catania a collaborare. È una idea nata e portata avanti dall'assessorato ai servizi sociali, perché lo 03 al Comune di Catania, a differenza del Comune, se ne occupano i servizi sociali, non se ne occupa delle politiche della famiglia, non se ne occupa la pubblica istruzione, ma questa è un'idea nata dalla collaborazione tra le direzioni servizi sociali e pubblica istruzione per creare quei famosi poli educativi dell'infanzia, che in altri paesi ci invidiano, perché in Sicilia già vi sono alcuni esempi, a Catania ancora non ve ne sono. Questo è un esempio pratico, quindi vi sarà all'interno di una scuola, questa è stata la disponibilità della pubblica istruzione, no, all'interno di una scuola pubblica, perché l'abbiamo fatto grazie alla pubblica istruzione insieme ai servizi sociali, abbiamo fatto all'interno come, diciamo, come prova, all'interno di 2 scuole statali, che sono all'interno quindi di beni comunali, e all'interno di altrettanti asili di materne comunali, quindi infanzie comunali, nascono questi asili caseggiato, quindi da 0 a 3 anni, servizio totalmente gratuito per il cittadino, potrà lasciare il bambino lì durante le ore diurne per alcune ore o per l'intera mattinata, e poter usufruire, anche se ha una famiglia un bambino più grande, all'interno della stessa scuola o nelle scuole limitrofe degli altri servizi scolastici. Ok, quindi magari questa è un'opportunità in più, insomma. È un'opportunità importante, perché per noi è la prima. Ma allora qual è la differenza fra l'asilo, per esempio, comunale, cioè quello classico? Intanto l'asilo comunale ha un costo, che poi vi sono dei fondi e i finanziamenti regionali, cioè i finanziamenti statali, che poi si può richiedere il rimborso, ma è un servizio individuale. Questo è un altro servizio che è totalmente gratuito e nasce come uno spazio per poter lasciare qualche ora il bambino lì con del personale. Ma questo dipende sempre dal reddito? Cioè è aperto a tutti? No, è aperto a tutti senza prescindere dal reddito. Ho capito. Sta già funzionando? Sì, proprio lunedì è stato inaugurato simbolicamente uno, ma sono stati aperti tutti. Ma dove è stato inaugurato? Sempre in una scuola pubblica? Sono all'interno di 3 infanzie comunali e all'interno di 2 scuole statali. Le 2 scuole statali sono la Vespucci e la Campanella Sturzo, mentre le materne sono quella che viene in via Carducci, la scuola Ibiscus a Barriera e, se non erro, la Magnolia. Ho capito, perfetto. Allora, grazie ai miei ospiti, grazie a voi che ci avete seguito, alla prossima. Grazie. Buona giornata.